Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi parleremo di questo circuito che il Degano e il Marietto veneziano hanno da parecchio tempo. È un circuito che tenevamo per noi, per i nostri lavori, per i nostri committenti speciali, ed è un circuito estrapolato o diciamo indicato, guidato, insomma, è un circuito orientaleggiante che deriva più che altro da una filosofia, religione, tecnica, scienza, chiamatela come volete, orientale. E cioè praticamente è la ruota della vita tibetana, di alcune correnti tibetane, perché il Tibet, o meglio, o quella zona asiatica è immensa e ha tante regole, scienze, religioni e via dicendo. Ma prima vi ricordo, per chi è la prima volta che segue il Maretto Veneziano, in questi giorni faremo queste pillole. Di questo circuito ho parlato ieri, nei giorni scorsi ho parlato anche di questo circuito, di questo e di questo. E poi nei prossimi giorni e anche di questo. Insomma, il Marietto ha spiegato molte cose di questi circuiti che il decano veneziano hanno da parecchio tempo, anni direi, quasi decenni, e usano per i propri committenti. Ma il decano e il Marietto veneziano hanno deciso che era ora di divulgarli, era ora di dare una marcia in più, visto anche la situazione difficile che l'Europa dovrà affrontare in questo periodo. Vi ricordo che siamo vicini o dentro o immersi nella terza guerra mondiale, che la chiamino poi come vogliono, ma la realtà è che da settembre-ottobre, oltre ad avere 14 milioni di poveri in più in Italia, dovuti a questa malgestione del Covid e questa dittatura farmacologica e alla guerra che ormai, parliamoci chiaro, l'Ucraina ormai è in mano totalmente ai russi e i russi poi continueranno con Polonia, Lituania, Moldavia, insomma, la cosa non si fermerà lì e il Marietto lo dicevo già dal 2010. Ma torniamo al nostro circuito, che serve più che altro per aiutare quelle persone che sono nel cammino verso la verità. Ma ho già spiegato che le persone possono struggersi quanto vogliono, ma sono dentro un tunnel che si chiama karma, un canale che si chiama karma, e al massimo possono peggiorare, perché sia la verità che l'amore sono loro che vanno verso le persone. Pensare di essere all'altezza di raggiungere il vero amore e la vera verità, mettiamola giù così, è da New Age, sono quei numeri, quelle cose che vengono sparse un pochettino nei vari social, lasciano il tempo che trovano, le persone si illudono in modo emozionale di poter raggiungere qualcosa, basta ripetere una parolina o un numero, ma diciamo fa sempre parte del karma, ma sicuramente non è la marcia ideale per poter proseguire o fare in modo che la verità, la vera verità, che è anche l'amore infinito, possa raggiungere. Una strada di queste, ve l'ho già spiegato, è la Kabbalah, altre il Marietto non ne conosce. Però i tibetani 7-8 mila anni fa hanno dato questo simbolo. Chiaramente questo è un simbolo un po' più, tra virgolette, elaborato, è un simbolo che rappresenta la ruota karmica e aiuta le persone non tanto a migliorarsi e neanche però a peggiorarsi, ma a stare dentro quel canale che si è costruito praticamente nella vita prima. Ma perché questo? Perché io ho conosciuto persone che avevano un karma d'oro, tra virgolette, diciamo così, che nella vita prima avevano sofferto moltissimo, poi in questa vita si sono trovati magari a avere ditte di 200-300 operai e poi purtroppo si sono fatti ingolosire dalla materialità e chiaramente nella prossima vita andranno a ingrossare le file del paradiso di Brissago o a altri posti terribili. Quindi cosa serve questo circuito? Serve praticamente a stare sul pezzo, non uscire dal proprio karma e cercare in un modo, in un altro, con delle altre stampelle, con degli altri circuiti, a migliorare la propria situazione. Questo non è la panacea di tutti i mali, ma diciamo che se utilizzato bene, mettendo il proprio nome e cognome qui, mettendo la propria foto e magari anche scrivendo un intento positivo,
può aiutare moltissimo. Questo circuito lo si può utilizzare per un mese per fare in modo che queste vibrazioni di questo simbolo, no? Questa vibrazione di questo circuito possa amalgamare, infiltrarsi, plasmare il karma delle persone. Se alcune persone sono sulla cattiva via, è ideale che lo possano usare. Oppure persone che si rendono conto che hanno avuto tantissime benedizioni e vogliono stare sul pezzo. E allora a questo punto qua, questo circuito è l'ideale. Chiaramente deve essere supportato anche da operazioni propiziatorie e quant'altro. Un circuito non deve essere utilizzato solo lui, perché come ho già dato anche nelle pillole scorse, si può utilizzare affiancandolo a questo circuito qui. Quindi questo circuito, per chi non lo conosce la prima volta che lo vede, basta che va a cercare nel canale del Marietto Veneziano la spiegazione semplice. Vi ricordo che i circuiti non hanno solo un utilizzo, hanno più utilizzi, ma il vostro Marietto le spiega in modo semplice. Quindi mettete la vostra foto o della persona che volete aiutare a mantenere il suo karma nella linea del destino senza troppi fronzi, perché ve l'ho detto, ho conosciuto gente che è nata con bellissimo karma, però purtroppo la prossima volta le nascerà in cantina, proprio perché si è fatto un po' prendere la mano dalla metà. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e ai prossimi video.